adesso non vorrei. Sì, c'era il Palazzo Aveva, C'è ancora, c'è però, ancora il Palazzo Aveva, in realtà c'è però è stato, come dire, secondo me, come dire, un po' bistrattato, se sì, siete più che d'accordo. altro è stato rimaneggiato perché hanno tolto tutte le vetrate originali e c'è... Certo, come se avessero a un certo punto rifatto la cupola, la Sì, mole, la chiamano mole. infatti c'è anche a fianco, erano tre fondamentalmente le parti più importanti, il Palazzo Avela, il Palazzo del Lavoro di Pierluigi Nervi, c'è Nervi. anche una canzone, l'ultimo pezzo del disco appunto si chiama Nervi. Questo è un disco per E... ingegneri È un disco praticamente, per diciamo, ingegneri, sì, per diciamo, architetti. per architetti, E poi ingegneri. ovviamente la monorotaia, gli unici resti che ci sono soltanto i piloni e un pezzo di, appunto, della monorotaia che passa sul laghetto artificiale, quindi c'erano anche altre cose, c'era l'Ovovia, c'è un altro pezzo che si chiama Ovo infatti, ed era l'Ovovia, anche quello non c'è più e passava praticamente vicino sulle collinette, era una specie Sì. di funivia fatta proprio a uovo. A uovo, Uovo. cioè, del resto ovvio. Quindi tu hai cercato poi i progetti originali, sei andato a documentarti. Sono andato a documentarmi, sì, ho fatto proprio un lavoro di ricerca e ogni pezzo infatti è un concept, infatti va ascoltato dalla prima all'ultima, questa sera sto facendo una sorta di Sì, uno best, shuffle, dai. uno shuffle. È Uno un'operina shuffle, unica, un random. decisamente. Però questa è veramente un'opera che a questo punto varrebbe la pena di mettersi le cuffiette e andare poi Italia 61, te l'ascolti nello scenario Sì, in cioè, effetti dove sì. te lo sei. E in realtà ci sono anche i videoclip, il primo singolo è un videoclip che ovviamente ho girato io, ho fatto che io, fai sono andato videoclip, proprio sui resti della monorotaia e l'ho girato, quindi vediamo se stasera riusciamo a fare come ultimo pezzo il singolo. E vabbè, il prossimo questo si chiama Station, il Sì. prossimo si chiama Panam. Che ovviamente non c'entra niente con la monorotaia, però Panam è anche all'epoca era insomma il trasporto aereo più importante. Tutti i giapponesi che arrivavano a vedere questa monorotaia arrivavano proprio con i voli Panam. Vedi che il collegamento c'è, non Collegamento è che puoi c'è. beccare. Se arrivavano con i Esattamente. Ho capito. Quindi diciamo è per dei Sfuggente, giapponesi. ma c'è. Questa è una canzone in qualche modo, un brano visto ascoltato diciamo con le orecchie di un giapponese, bisogna calarsi Sì, un po' in questa visione sì, un po' sì. orientale. Ascoltiamolo tutti quanti con le orecchie da giapponesi. Va bene? Benissimo, quindi con le orecchie a mandorla ascoltiamo questo Panam qui Oniricon al Salotto di Mao. Ah,
Grazie. Oniricon, questa era Panam, dico bene, Panam, quindi questo brano in qualche modo strizzava l'occhio Panam. ai giapponesi. Ecco, io ascoltando questa performance mi vengono chiaramente in mente i Kraftwerk, non so se sei Diciamo che il andato, disco alla fine è influenzato praticamente. ti è arrivata una chiamata, dico, È arrivata una chiamata. È influenzato, sono partiti gli strumenti. sì. Sì, è influenzato comunque da questo tipo di, insomma, classico synth rock, synth pop di fine anni 70, anche perché è stato tutto costruito con sintetizzatori analogici. Sì. Questo disco, quindi i famosi Yamaha CS5, poi c'è il Korg MS20, l'ARP 2006 che ho usato per fare un pezzo. Insomma, l'ARP 2006 è un armadio praticamente. Un armadione che già solo tenere funzionante Ci è sono un anche lavoro. comunque dei sintetizzatori digitali, però la maggior parte sono tutti sintetizzatori storici, sono tutte delle macchine abbastanza anche complicate da maneggiare, perché se ti si sballa un filtro, no, e ti si sballa tutto. Tutta quanta, Cade no, è tutto chiaro, è quanto. chiaro, la vecchia l'elettronica vintage è delicatissima. Sì, sì. Senti, mi diceva Giulio che però tu ami anche scrivere dei sonetti, poi anche se in questi brani qui non canti, non ci sono No, insomma, molte liriche. Ecco. Sì, dunque, questo è un progettino che io di solito le poesie che scrivo sono delle cose un po' che si possono solo accompagnare che poi sono a me piace chiamarle poesie elettroniche, ma semplicemente perché si accompagnano con la musica che faccio. Quindi con Giulia abbiamo messo in piedi questo progettino anche molto interessante che si chiama Camion, Sì. appunto prodotto da Toast Records, dove ci sono vari poeti storici del circuito piemontese, italiano, insomma, piemontese non, e io sono uno di questi che si è performato. Abbiamo registrato 2 pezzi dove ci sono appunto queste 2 mie poesie. Poesie elettroniche però, Poesia dicevi, elettronica, a me perché piace hanno un definire le poesie immaginario così tecnologico. tecnologico, perché anche nel modo di scriverle sono delle cose che comunque ricordano un po' la Beat Generation, quel periodo lì, che secondo me si sposavano molto bene, soprattutto il cut up di William Burroughs. Certo. Il cut up si sposa molto bene secondo Questa me. tecnica che consiste diciamo, in mescolare le parole come Sì, fossero sì, diciamo. si ritagliano delle parole, si rimescolano e dopodiché si buttano così a cazzo. Sì, un po' una specie di roulette, mettiamo Comunque- una roulette che a te piace tanto, Giulio, quella roulette che cantava. Il giovanotto è multiforme, È multiforme, diciamo. multiforme. Multimediale, come mi definisce Giulio, multimediale, mi piace questa parola, multimediale. Multimediale. Ed è abbastanza unico sul panorama italiano, guarda, io lo sai che Tu lo conosci bene il panorama, devo dire che seguo Conoscere il attentamente panorama. la questione da sempre e ti dico che il buon Luca Giglio sta sbocciando, sta sbocciando. È no, una è cosa già da tenere sbocciato, d'occhio, è già si deve sbocciato. solo evidenziare meglio. E questa sera in questa versione così un po' monorotaia, perché questo è il progetto che ci sta presentando stasera, siamo passati diciamo da raccontare la visione dei cinesi di questa monorotaia a descrivere- Giapponesi. scusami, io Giapponesi, cerco sì. di andare subito, sai che sono Mao. Cerco, i giapponesi- scusami, di portare- Appunto, è giusto, Scusaci, lapsus. adesso non dici un lapsus qui. Scusami sul mio nome. Dicevi scusa Luca. Dimmi. No, dico sì, giapponese. Il prossimo pezzo infatti si chiama Elevator, ed è un pezzo in cui c'è un po' di bossa nova, sempre elettronica. Ai giapponesi piace molto la bossa nova, non so, il Pizzicato 5, non so se riconoscete, Come ma no, il pizzicato Yeah. hanno fai. buttato Grandi. dentro solo bossa nova nei loro pezzi, quindi Era il periodo però dell'acid jazz, era il periodo insomma che andavano anche queste sonorità. Adesso Sì, era forse un bel torneranno, periodo, insomma, era un lo bel so. periodo degli anni 90, c'erano la musica 20 anni, giapponese forse. era fantastica, soprattutto con l'elettronica. Insomma, i Pizzicato Fan, insomma, era uno dei più grandi gruppi, adesso si sono sciolti, di pop elettronico, synth pop, facevano un po' tutto, bossa nova, c'era un po' di tutto, un calderone. Sai come sono i giapponesi, poi quando si mettono sono veramente Sono pazzeschi loro. pazzeschi. Mm. Quindi questo è un pezzo ispirato diciamo al Pizzicato 5. No, questo No, non è un pezzo di però una bossa ispirazione, nova. però insomma è una cosa che va un po' a spezzare, perché il disco ha proprio un'impronta abbastanza così, elettropop, ma anche industrial in alcuni punti. Adesso ci sono pezzi che non farò perché servono altre macchine, però insomma per smorzare un pochettino c'è questa che va un po' a... Un po' più larga, va bene. Faccelo di sentire, Questo dai. Elevator, qui abbiamo Oniricon in Piazza Vittorio al Salotto di Mao.
Grazie.